Anche quest'anno a Tencarola si è tenuta dal 23 al 27 agosto e dal 29 al 3 di settembre la consueta sagra parrocchiale di San Bartolomeo. Durante le 11 serate, ampio il cartellone degli eventi, si va dal ballo liscio con DJ e rinomate orchestre alle serate dedicate alle danze latinoamericane, per poi passare alle tribute band in area giovani, senza dimenticare l'annuale Lotteria delle Torte e il concerto lirico sacro operistico che ha dato il via alla sagra. Moltissimi i volontari chiamati ad accogliere l'ampia platea di visitatori. Affollatissimo, come tutti gli anni, lo stand gastronomico, con ampia scelta nei piatti. Affollate anche l'annuale pesca di beneficenza e la paninoteca Panino Live. Tra le vie e nel patronato vari gli espositori, dai prodotti commerciali a quelli artigianali, e molte anche le associazioni presenti, dall'Avis alla Città della Speranza e il gruppo di sostegno a distanza del CIAI. A concludere l'ultima serata, lo show piromusicale sulle acque del fiume Bacchiglione, che ogni anno riempie le sponde e il Ponte Azzurro di migliaia di persone, tutte ad ammirare i giochi di luce e i riflessi in un contesto unico nel suo genere. Swishenberg Channel News, Tencarola di Selvazzano dentro.